Ben ritrovate Cattoliche dintorni. Si è svolto in Cattolica il primo Career Day per l'educazione e la formazione, ovvero una giornata di orientamento alla formazione post-laurea e per i laureati l'occasione per incontrare le aziende di settore. Vediamo insieme il servizio. Professor Malavasi, dopo gli studi, perché proseguire investendo nella laurea in progettazione pedagogica e formazione delle risorse umane? Dopo il primo tempo della partita, la laurea triennale, bisogna disputare il secondo tempo. Oggi in Europa viene riconosciuta la laurea magistrale. La progettazione pedagogica è una risorsa chiave per professionisti, per qualificare in un contesto sempre più competitivo le migliori risorse umane del nostro territorio. A Brescia molti enti stanno guardando con molta attenzione a questo corso di laurea magistrale e l'evento di quest'oggi, il Career 2.0, si rivolge proprio a dare un segnale forte. La laurea magistrale in progettazione pedagogica c'è, ha attratto giovani talenti e anche professionisti di valore che pensano al loro futuro per consolidare la carriera, la professione ed inserirsi con particolare produttività nel contesto delle diverse professioni. Quali sono gli obiettivi di questo corso di studi e, come possiamo vedere oggi, quali saranno gli sbocchi professionali? Oggi è il tema della gestione dei servizi, della responsabilità nel dirigere, è il tema del coordinare. Sono queste le principali questioni che vengono chieste oggi ad un professionista delle risorse umane: dirigere, coordinare, innovare. Benedetta oggi rappresenta Adecco e è qua per incontrare gli studenti. Che cosa offre? Allora, Adecco è un'agenzia per il lavoro che qui su Brescia ha all'incirca una ventina di filiali, è ubicata in tutto il territorio italiano e serve per aiutare i giovani italiani a trovare lavoro sia in ambito impiegatizio che in ambito produttivo. Paola, gli studenti di laurea triennale e magistrale riescono facilmente a trovare lavoro al giorno d'oggi? Non è semplicissimo per loro e non lo sarà, serve sicuramente un po' di specializzazione e iniziare anche con magari degli stage gratuiti presso delle aziende per approfondire un po' la loro conoscenza, proprio perché il mondo del lavoro è molto diverso da quello che loro vedono all'interno degli studi. Signora Marina, lei rappresenta oggi il CEF Pizza Nardelli. Che cosa offrite agli studenti? Sì, noi da anni offriamo una buonissima collaborazione per quanto riguarda la laurea magistrale, sia per quello che riguarda l'ambito educativo, sia per quello che riguarda l'ambito naturalmente di progettazione specifica e formazione. E siamo l'ente della provincia, quindi con 9 sedi operative su tutto il territorio, e da anni collaboriamo con l'università per quanto riguarda i tirocini e non solo, in quanto molte ragazze che si sono poi laureate anche con una laurea quinquennale hanno trovato sbocco da noi e quindi un'opportunità lavorativa sia prima con la laurea dei 3 anni sia con quella dei 5. Sabina della società STEP, di che cosa vi occupate nello specifico? Ci occupiamo di ricerca e selezione, per cui le aziende si rivolgono a noi per affidarci proprio il compito di ricercare figure professionali da inserire nelle loro aziende, e di formazione continua, quindi formazione rivolta alle aziende. Le persone quindi che vogliono lavorare con noi sono persone che hanno studiato scienze della formazione, comunque percorsi nell'ambito della formazione del personale, si possono occupare di ricerca e selezione o di formazione. Elena, tu sei una studentessa di questo corso di laurea magistrale. Perché hai intrapreso questi studi e quali sono le tue aspettative?
Ho intrapreso questi studi per integrare la mia disciplina, che è economia e commercio, con anche delle conoscenze pedagogiche e formazione risorse umane, e appunto per interagire le due cose, per integrare le due cose, le due discipline. Che cosa studi e che cosa sei venuta a vedere oggi? Allora, io sono iscritta al terzo anno di Scienze dell'Educazione e ho scelto l'indirizzo processi formativi. E quindi oggi mi è sembrata una buona occasione per poter venire a conoscenza dei percorsi di studio dopo la laurea triennale. Che cosa sei venuta a vedere oggi tra opportunità lavorative e laurea magistrale? Mi interesso soprattutto per quanto riguarda la laurea magistrale, visto che già un'occupazione la sto svolgendo a livello part-time, quindi sarei intenzionata a laurearmi e a dare uno sguardo alla laurea magistrale. E ora vi proponiamo l'intervista al direttore della Biblioteca Nazionale di Monaco, che ha fatto visita alla Biblioteca della Cattolica, e subito dopo l'intervista a due studenti che hanno fatto uno stage proprio da lui grazie alla collaborazione con la professoressa Nardone Smith. Ascoltiamoli insieme. Direttore Kempf, perché una biblioteca costituisce un grande capitale? La biblioteca è sempre stato un investimento, naturalmente a lungo termine. Noi viviamo oggi di quello che hanno i nostri predecessori acquistato secoli fa. Purtroppo oggi come oggi abbiamo la situazione che quello che non succede subito o quello che non ha un valore, tra virgolette, immediato, non viene più considerato di qualcosa di valore. «450 anni fa il Duca di Baviera, Alberico V, ha fondato la nostra biblioteca, oggi Biblioteca Nazionale di Baviera, lo Stato di Baviera, è nata come biblioteca della corte. E già allora il principe ha considerato questo come investimento, ha usato come strumento di politica, perché è stato considerato grande collezionista. Nel 1999 è nato un progetto che permette agli studenti dell'Università Cattolica di lavorare presso la sua biblioteca come stagisti, giusto? Giusto, ho preso con gran piacere questa iniziativa della professoressa Nardone Smith dell'Università Cattolica di Brescia. Per me personalmente è un gran piacere, perché così posso ridare qualcosa all'Italia, ai giovani italiani, che io ho ricevuto dall'Italia, perché l'Italia per me una volta, quando studiavo, quando ho lavorato nell'università, è stata la porta al mondo. Francesco Nicoletta, voi avete avuto la fortuna di fare questa esperienza, com'è andata? Sono stati mesi di crescita, ovviamente linguistica, ma soprattutto di crescita umana e personale, perché mi sono trovato a confrontarmi con una realtà seria, grande, importante come la Staatsbibliothek di Monaco, e a scontrarmi invece poi con le problematiche ma anche i piaceri di tutti i giorni in un paese diverso che amo profondamente e che quindi in quei mesi mi ha dato veramente tanto e ancora continua a darmi. Mi ha dato tantissimo questa esperienza dal punto di vista anche lavorativo, per esempio. Comunque era una delle mie prime esperienze lavorative, e farla in Germania, e insomma ci si confronta anche con mondi diversi. Poi il mondo bibliotecario, il mondo della biblioteca è veramente molto stimolante, è un ambiente culturale, quindi essere a contatto tutti i giorni con questi libri. Poi ho avuto la fortuna di lavorare proprio nel reparto di digitalizzazione, quindi questi libri antichi, maneggiare questi libri del 600, cioè proprio un'emozione grandissima. Nella libreria dell'Università Cattolica è stato presentato il libro di Sergio Givone, Il bene di vivere. Noi l'abbiamo intervistato. Un ospite importante, speciale per Brescia, per la Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura, il professor Sergio Givone, ordinario di Estetica all'Università di Firenze. Bene professore, un titolo emblematico, Il bene di vivere, che cosa vuol dire questo? Il bene di vivere, fa un po' il verso
a un celebre verso di Montale. Mi scusi il gioco di parole, ma questa volta ci vuole. Il male di vivere, diceva Montale. Sì, il male di vivere resta, non può certo essere cancellato da questo libro, ma questo libro vuole ricordare che non c'è esperienza del male che non avvenga alla luce di qualche cosa che lo precede e che lo illumina. Il bene certamente è molto più silenzioso del male, che invece fa clamore, fa rumore, ma se non ci fosse il bene, se non ci fosse quanto meno una speranza di bene, il male non sarebbe così scandaloso come in effetti è. Lo è scandaloso, e cioè appare veramente quello che è intollerabile, il male alla luce del bene. Il bene viene prima, il bene è qualche cosa come una riserva di senso, anzi una luce di senso, un'origine di ogni senso possibile. Io ho voluto scrivere questa insieme con lei, naturalmente, perché devo a lei le domande, la conduzione, tutto. Questo libro in chiave autobiografica, facendomi guidare da quest'idea, da questo filo rosso, il bene di vivere, più forte del male di vivere. Chi è il Grande Inquisitore? Che cosa rappresenta questo testo? Che cosa Ivan Karamazov, che è nel romanzo di Dostoevskij l'autore di questo testo, che cosa ha voluto rappresentare? Ha voluto rappresentare il mondo senza Dio, il mondo regolato da una ratio economica, dove tutto viene incanalato verso quella che è la felicità degli uomini, ma a un prezzo altissimo, rinunciando alla libertà. E un po' tutti siamo convinti, il Grande Inquisitore dà voce a questa convinzione che felicità e libertà non siano compatibili. O la felicità, ma bisogna rinunciare alla libertà, o la libertà, e con la libertà il dramma, la tragedia, il dover scegliere. Il Grande Inquisitore, rimproverando il Cristo di aver osato tanto, tu hai illuso gli uomini che avrebbero potuto essere liberi, senza renderti conto che cosa davvero vuol dire essere liberi. Essere liberi vuol dire decidere il bene e il male senza potersi riferire a nient'altro che alla propria coscienza, che significa nient'altro che alla propria libertà, e avendo in mente come sola immagine il Cristo come modello. E questo è terribile per l'uomo. Anche per questa puntata è tutto, noi vi diamo appuntamento la prossima settimana, come sempre venerdì alle 20:45 su Teletutto. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una buona Pasqua.